Benvenuti a Noi Chiesa Diocesi Liguri. Questa settimana apriamo occupandoci di scuola e di formazione e lo facciamo ricordando i 100 anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani, il fondatore della scuola di Barbiana che nacque a Firenze il 27 maggio del 1923. Un profeta dell'educazione civica come impegno anche sul fronte religioso. La diocesi di Genova organizza in ricordo di Don Lorenzo Milani numerose iniziative in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e con il coinvolgimento diretto delle scuole. Ma ci spiegano tutto in questo servizio Andrea Capitani con le interviste realizzate da Francesca Di Palma. Attraverso la figura di Don Milani possa essere rivista la formazione che mette al centro la persona, mette al centro la sua formazione che deve essere integrale. E Don Milani ha vissuto proprio questa integralità. Come la Chiesa genovese può oggi collaborare con la scuola per creare ambienti che possano far crescere le persone che qui spendono molta parte della propria vita. E questo è l'obiettivo del progetto promosso dall'Arcidiocesi di Genova sulla scia della collaborazione già avviata tra gli uffici diocesani che si occupano di scuola, il Provveditorato e l'Università di Genova e prendendo come spunto ed esempio la figura di Don Milani a 100 anni dalla sua nascita. Primo tassello è stata la stesura di un protocollo d'intesa sulla cosiddetta alternanza scuola-lavoro, firmato dall'arcivescovo Marco Tasca e il provveditore. In questo caso saranno coinvolte inizialmente le chiese del centro storico, dove già è ben avviato il progetto di apertura e custodia da parte di personale volontario e che dal prossimo anno potranno accogliere anche gli studenti in alternanza. Ma l'intenzione è quella di estendere questa possibilità anche ad altri contesti diocesani, come per esempio la carità e lo sport. Nell'ambito del prossimo anno pastorale, poi, per completare il cammino diocesano sulla scuola, è desiderio della Chiesa genovese di poter riprogrammare la giornata per la scuola, un'esperienza già proposta prima della pausa della pandemia per le scuole paritarie e che ora si vuole estendere a tutte. In occasione del centenario della nascita di Don Milani, inoltre, la settimana prossima partirà un avviso indirizzato a tutte le scuole per promuovere un concorso in suo ricordo. La figura di Don Milani continuerà ad essere al centro di molte iniziative diocesane anche per il prossimo anno. Si cerca di far conoscere questo personaggio, di fargli capire le sue strategie, la politica che aveva, la sua persona anche, no? Quanto questo ha inciso nella sua vita e nella vita della società, sia per il Concilio Vaticano II, non dimentichiamocelo, sia per la riforma della scuola. Credo che questo sia veramente un'occasione per il suo anniversario, 100 anni dalla nascita, ecco, un'occasione provvidenziale che dobbiamo valorizzare perché sono figure che, voi pensate 1953, che hanno preannunziato cose che sono venute dopo. E quindi per me queste figure non solo hanno un grande valore dal punto di vista ecclesiale, ma anche civile, sociale, sono veramente quello che il cristianesimo dovrebbe essere nella società. E per giunta hanno sofferto anche perché, come tutti i grandi uomini e donne che vedono il futuro in una prospettiva che guarda l'uomo al centro e nell'uomo anche nella fede Gesù Cristo nell'uomo, sono persone che non sempre sono state comprese. Allora, la prima cosa importante che credo, per cui la nostra diocesi vuole puntare attraverso l'ufficio scuola, che si fa promotrice in collaborazione con le altri uffici della curia e con le realtà civili, con la scuola, col provveditorato eccetera, è quello della memoria. Io dico sempre, ma ci credo, che una società senza memoria è una società senza futuro. Il secondo motivo è non soltanto una memoria, ma anche, uso il termine forse un po' forte, ma ci credo molto, quello che aveva fatto anche Giovanni Paolo II, la purificazione della memoria. Cioè noi abbiamo avuto delle figure che veramente, ne abbiamo tante nella Chiesa, che non solo hanno
portato avanti certi discorsi importanti, no? Ma hanno anche sofferto, quindi ricordarli oggi è anche un modo, perché uno dice oramai, no, è anche un modo per dire grazie, perché dobbiamo ora dire grazie a loro che prima non hanno ricevuto questa stessa grazia. Il terzo aspetto importante di questa iniziativa è quella di essere non soltanto memoria del passato, non soltanto proposizione nel presente, ma anche costruttori del futuro. Non si costruisce solo lo studente, ma il cittadino, non si costruisce solo il cristiano, ma il cittadino, no? E in questo senso ha un senso civico immenso, e questo vuole essere anche l'occasione che vogliamo dare attraverso queste iniziative. Nei giorni scorsi è stata firmata dall'Arcivescovo e dal Provveditore una convenzione per l'alternanza scuola-lavoro nelle chiese del centro storico della diocesi. Una novità per l'ufficio scuole per la diocesi di Genova, però un aspetto molto importante. Sì, l'idea è che anche la diocesi di Genova, come tante altre diocesi in Italia, possa mettere al servizio dei giovani di oggi, dei giovani studenti, ciò che possiede. In questo caso iniziamo a dare l'opportunità a tanti ragazzi di svolgere un'alternanza scuola-lavoro nelle nostre chiese storiche del centro storico, quindi su un versante più culturale, storico, artistico, perché le preziosità che ci sono davvero tante. E chiaramente poi questo discorso fatto con l'ufficio cultura della diocesi andrà avanti, e se andrà bene come speriamo potrà essere esteso anche ad altri comparti, così come hanno chiesto i presidi delle scuole che abbiamo incontrato pochi giorni fa. Cioè l'idea è che anche la diocesi si metta al servizio della scuola con quello che ha, con quello che possiede, con le esperienze che ha, per offrire ai ragazzi queste opportunità. Proprio sempre nell'ottica dello spirito di servizio, la diocesi sta preparando un cammino che si svilupperà anche nell'anno prossimo sulla figura di Don Lorenzo Milani nel centenario della sua nascita. Su Don Milani lanciamo diverse iniziative. La prima più importante è quella che è partito già con il concorso del Provveditorato di Genova, un concorso appunto per tutte le scuole, per le scuole superiori, per le medie inferiori, aperto anche ai gruppi parrocchiali, alle associazioni e movimenti, quindi ci saranno 3 categorie, un concorso su se scrivessimo oggi una lettera alla professoressa, una lettera alla scuola del futuro, cosa scriveremmo? Si può partecipare sia con elaborati scritti, sia con podcast, sia con elaborati video. Il concorso si chiuderà a dicembre con una manifestazione cittadina pubblica con personaggi nazionali, dove oltre a fare la premiazione si guarderà come Don Milani ci parla oggi e come Don Milani può orientare la scuola del futuro. Abbiamo raccolto molto materiale che è sul sito della diocesi, sul sito del comparto della scuola della diocesi, a disposizione di tutti per preparare, non so, al campi estivi, una veglia, un momento di riflessione, uno stimolo, un incontro, un dibattito. Insomma, gli educatori possono utilizzare come vogliono, meglio vogliono, e gli insegnanti per i loro elaborati a scuola, tutto il materiale che è stato raccolto per ricordare, ma non è solo un ricordo, ma per rilanciare la figura di Don Milani e soprattutto i contenuti e l'approccio che Don Milani dava alle cose, per rilanciarlo nel presente e nel futuro. Don Milani sottolineava 2 aspetti importanti: l'aspetto della formazione certamente, ma l'aspetto della comunità, della collettività. Al concorso infatti si parteciperà solo in gruppo, non singoli, e le attività dei gruppi, delle associazioni devono essere fatte in gruppo, cioè il tema della comunità è un tema che vogliamo sottolineare molto. Don Milani è anche al centro dei lavori della pastorale giovanile, cioè tra poco la veglia di Pentecoste si rifletterà su Don Milani. Sì, sarà uno dei testimoni. Questo lavoro su Don Milani lo abbiamo concordato tutto con la pastorale giovanile che porterà avanti questo tema. A settembre la pastorale giovanile nell'incontro educatori riprenderà il tema di Don Milani, così come gli insegnanti di religione a settembre faranno un incontro di formazione sulla persona, sul messaggio di Don Milani. Cioè cerchiamo di legare trasversalmente
tanti aspetti del nostro cammino diocesano, in modo tale che tutti parliamo la stessa lingua. Ecco, in questi mesi crediamo di valorizzare il personaggio, ma soprattutto il contenuto di queste proposte, che sono state anche un po' profetiche, perché lui dagli anni 50, poi è morto nel 67, quindi è molto giovane, a 44 anni, però in quegli anni lui ha saputo lanciare dei messaggi, soprattutto sul piano della scuola, della giustizia sociale, della cultura, che poi sono diventati, da un certo punto di vista, riforma della scuola, da un altro punto di vista, attualità proprio dei nostri giorni. Ora ci spostiamo da Genova, andiamo a Tortona, perché anche quest'anno si è ripetuto un gesto significativo, la celebrazione dell'Eucarestia nel campo Sinti presente in città. Il vescovo Guido Marini ha presieduto la Santa Messa e ha lanciato in particolare un messaggio molto significativo durante l'omelia. Il servizio di Lucia Tolve. Ogni anno il vescovo di Tortona si reca in visita al campo Sinti presente in città. Nei giorni scorsi Monsignor Guido Marini ha celebrato la Santa Messa al campo per esprimere vicinanza della Chiesa ai fratelli e sorelle che lì abitano e vivono. Erano presenti molti fedeli e tanti bambini ai quali il vescovo si è rivolto con affetto durante l'omelia. Insieme a Monsignor Marini hanno concelebrato Don Claudio Baldi e Don Paolo Padrini, coparroci della cattedrale, e un sacerdote che cura in modo particolare la pastorale nel campo Sinti. Era presente anche il sindaco di Tortona, Federico Chiodi, il dirigente del settore Corrado D'Andrea, la ex dirigente Luisa Iotti e alcuni volontari e responsabili della casa di accoglienza. C'era un bambino più o meno della vostra età, come voi, che viveva in una bella famiglia, come voi, e viveva anche in una casa, no? Aveva la casa con papà, mamma, i nonni, zii. Un giorno capitò una cosa molto brutta. Capitò che questa casa prese fuoco. Allora tutti, impauriti, scapparono fuori dalla casa, prima che il fuoco prendesse tutta quanta la casa. Però successe una cosa molto brutta, perché quando si trovarono fuori dalla casa, si guardarono tra di loro e il bambino era rimasto dentro, da solo. Erano usciti tutti, il papà, la mamma, i nonni, i zii, ma il bambino era rimasto là dentro. Ad un certo punto si accorsero che era dalla finestra. Allora il papà andò lì sotto la finestra e gli disse, si chiamava Andrea, Andrea, buttati! Solo che Andrea era lì in mezzo al fuoco, al fumo, e non vedeva il papà. E allora ha detto al papà, ma io non ti vedo, come faccio a buttarmi? E il papà di nuovo, Andrea, buttati, presto, buttati! Ma Andrea ancora aveva paura e diceva, ma papà, ma non vedo dove mi butto, ma come faccio, dove? Allora sapete il papà cosa gli ha detto? Non importa Andrea, ti vedo io, buttati! E Andrea si è buttato ed è caduto tra le braccia del papà. Che cosa vuol dire questo? Questo piccolo fatterello ci parla della fede, perché la fede nel Signore significa questo, che noi ci fidiamo di Lui. A volte a noi sembra di non vederlo, ma Lui ci vede. E allora non dobbiamo avere paura, perché siamo tra le sue braccia. Allora ricordatelo bene, la fede significa credere che il Signore c'è, che ci vuol bene, che ci prende tra le sue braccia, che non ci abbandona, ne siamo certi. Ora apriamo una pagina dedicata alla liturgia ed iniziamo occupandoci della lettera che la Conferenza Episcopale Italiana ha inviato a tutti i vescovi della penisola perché a seguito della dichiarazione di fine emergenza pandemica da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la CEI infatti ha scritto per annunciare che tutte le attività ecclesiali possono tornare alle modalità consuete. In sostanza si tratta dello stop alle
restrizioni che hanno caratterizzato anche la vita ecclesiale a partire dal marzo del 2020 ed in particolare per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche, la Conferenza Episcopale Italiana raccomanda di non utilizzare più la modalità in streaming per la trasmissione delle messe, un tema su cui ovviamente si è dibattuto a lungo perché questo può essere un metodo anche per favorire la partecipazione di persone anziane o ammalate, sebbene in televisione ci siano diverse celebrazioni che vengono proposte ai fedeli che non possono allontanarsi dalle loro abitazioni. Ma per affrontare questo tema e approfondirlo nella maniera dovuta, Michela De Leo ha intervistato Monsignor Gianluigi Ganabano, che è il coordinatore dell'Ufficio per la Liturgia dell'Arcidiocesi di Genova. Vediamo. La CEI nei giorni scorsi ha annunciato la fine delle limitazioni antipandemia per le celebrazioni, le attività pastorali e anche le processioni, con la specifica richiesta di limitare i riti in diretta streaming. Come giudica questa decisione? Beh, tanto penso che sia giusto il momento adesso di ritornare ad una normalità. Quello che ci viene detto anche dalla sanità e tutto, ecco, che dobbiamo, ormai la parte più enorme, diciamo anche più contagiosa, è terminata, e quindi riteniamo che, giustamente la CEI lo ha voluto ribadire, che si possa ritornare giustamente ad una vita liturgica ed una pastorale che sia di nuovo regolata e ordinata come era prima, ecco, prima della pandemia. Quindi con tutti i suoi aspetti, con tutte le sue attività e con quelle forme liturgiche veramente che sono proprie nostre. Ecco, il distanziamento nel periodo del Covid ci ha inevitabilmente allontanato da abitudini che compivamo spesso automaticamente. C'è una necessità di riavvicinarsi e riabituarsi anche nell'aspetto liturgico a pratiche che prima davamo per scontate. Mi riferisco ad esempio al segno di pace, alla comunione in mano, per esempio. Sì, beh, certamente col riprendere un pochettino tutta la nostra vita pastorale, che piano piano ha avuto nelle varie indicazioni anche della CEI un'ampia apertura, è giusto riprendere, ripartire veramente da quelli che sono i segni essenziali della nostra vita, della nostra fede. Quindi anche nella liturgia, giustamente, riprendere quei segni, come il segno della pace, come il portare le offerte all'altare, come il riporre l'acqua benedetta nelle acquesantiere, e come svolgere quei riti che sono ugualmente importanti e che fanno parte proprio della liturgia nostra della Chiesa, mantenendo magari, ecco, come sottolinea anche la CEI, alcune indicazioni di igienizzazione che sono certamente importanti, magari per il sacerdote che distribuisce l'Eucaristia, ma riprendere certamente nella liturgia quei segni importanti, come dicevo già prima, perché esprimono veramente il segno della comunità e oltre a questo ci aiutano a vivere pienamente l'Eucaristia. Ecco, è logico che la CEI, dando anche queste indicazioni sulle messe in streaming, ha voluto richiamare giustamente l'importanza delle celebrazioni, del vivere insieme, della comunità che si riunisce intorno all'altare e quindi di vivere in pienezza e in presenza il dono del Signore. Ecco, da varie parti si sostiene che le celebrazioni trasmesse in rete possano consentire comunque in qualche modo la partecipazione di chi è impossibilitato a partecipare fisicamente, ad esempio gli anziani, i malati. Quali suggerimenti vorrebbe dare alle parrocchie che volessero continuare a trasmettere in streaming le celebrazioni liturgiche, ma anche le attività pastorali come riunioni, incontri? Beh, qui c'è da dividere il discorso in due aspetti. Uno sono quegli aspetti pastorali, quindi di aiutarci nella vita pastorale, quindi riunioni, incontri dove magari si ritiene ancora di presentarli in streaming. Quelli penso che a secondo delle necessità di quella comunità pastorale e parrocchiale non abbiano nulla in contrario.
Anche qui però sottolineerei veramente l'importanza della presenza, perché un conto è fare un consiglio pastorale via streaming, un conto è in presenza. Quindi cercando di vedersi, stare insieme, condividere, avere un rapporto più semplice, più umano, anche nei gesti, nei sorrisi, negli atteggiamenti che ci possiamo giustamente scambiare quando siamo in presenza, è naturale. Per quanto riguarda le celebrazioni, certamente abbiamo già Rai 1, Rete 4, che alla domenica presentano questa opportunità e possibilità a coloro che sono malati e che non possono uscire di casa di poter seguire la messa per la televisione. Indicherei proprio che le parrocchie, dove è possibile, si limitino a questo. Ecco, un po' perché c'è già un servizio nazionale e poi perché dobbiamo pian piano abituare nuovamente la gente, come dicevo già prima, a vivere la celebrazione in presenza e quindi a limitare il più possibile queste celebrazioni via streaming e invogliare la gente a ritornare per vivere in presenza il dono del Signore intorno alla mensa, per partecipare in modo attivo e vero all'Eucaristia. Perché la celebrazione della messa per le persone malate e anziane sappiamo che ha un suo valore alla televisione, ma certamente c'è poi una comunione spirituale, perché non c'è la partecipazione vera in presenza al sacrificio e alla comunione eucaristica. E pertanto invogliare e riproporre alla gente la bellezza del dono dell'Eucaristia è importante questo, perché è stato bello e importante il lavoro che hanno fatto tante parrocchie, tanti sacerdoti nel lockdown di fornire momenti di preghiera, di catechesi, eucaristie, proprio perché la gente potesse mantenere un nutrimento spirituale, però anche è vero che adesso dobbiamo recuperare il senso veramente più profondo della celebrazione eucaristica domenicale, di una comunità che si riunisce insieme, loda, prega il Signore, accoglie la sua parola e si nutre di Cristo pane vivo e vero. E continuiamo ad occuparci di liturgia perché alla fine del mese di agosto la diocesi di Chiavari ospiterà la 73esima settimana liturgica nazionale. In questi giorni è stato ufficializzato il programma. Vediamo. È stato reso noto in questi giorni il programma della 73esima settimana liturgica nazionale che si svolgerà a Chiavari. Quali sono gli appuntamenti che caratterizzeranno queste giornate? Ma la settimana liturgica ha sempre alcuni punti fondamentali, quelli celebrativi. Parliamo di liturgia, quindi è giusto che la liturgia prima di essere spiegata sia vissuta. Avremo alcune celebrazioni eucaristiche col Cardinal Zuppi, presidente della CEI, col nostro metropolita, l'arcivescovo Tasca, col nostro vescovo diocesano. Avremo alcune celebrazioni delle ore, le lodi, i vespri, la celebrazione iniziale e la celebrazione di chiusura. Ci saranno poi tutte le diverse relazioni sul tema della bellezza all'interno della liturgia, bellezza e verità del celebrare cristiano, e poi ci saranno alcuni momenti dove avremo l'occasione di conoscere più da vicino il nostro territorio e la nostra realtà diocesana, che è un po' l'obiettivo poi delle settimane liturgiche, vivere un momento di formazione inseriti in un determinato territorio. La sede di questi incontri sarà principalmente la cattedrale? Sì, noi faremo tutti gli incontri e celebrativi e di relazione in cattedrale e poi ci sposteremo un giorno a Rapallo. Per partecipare a questi momenti c'è un'iscrizione? Ma allora sì, le iscrizioni si possono fare guardando il programma sul sito della diocesi, sul vostro sito di Te della Dio Pace Chiavari. Per tutti coloro che dalla nostra diocesi vorranno partecipare, e ci auguriamo che ci sia una partecipazione buona, perché l'obiettivo poi anche del centro di azione liturgica è quello che possano partecipare anzitutto i membri della diocesi. L'invito è a guardare sulla brochure all'indirizzo email che viene dato, potersi iscrivere lì come uditore, quindi versando una quota minima, e potersi iscrivere per partecipare ai vari momenti. Ma ci tengo a sottolineare che è importante che anche dalla diocesi ci sia una buona partecipazione e un desiderio di vivere insieme questo momento.
In queste settimane ci sono stati degli incontri di avvicinamento a questa settimana liturgica. Ecco, c'è un crescente anche interesse da parte di chi già anima la liturgia in diocesi a questo evento. Sì, il desiderio è stato quello di domandarci che cosa voleva dire per noi vivere una settimana di questo tipo e quindi mettere un po' a tema la liturgia guardando nelle nostre comunità come la stiamo vivendo. Quello che abbiamo fatto la settimana scorsa col presidente del Calle, l'arcivescovo Maniago, gli abbiamo raccontato cosa viviamo noi, ci ha detto lui cosa possiamo fare e come possiamo vivere meglio questa settimana. Quindi l'obiettivo è formarci alla liturgia partendo da quello che già viviamo. Ora torniamo nel territorio della diocesi di Tortona, che ospita nel suo vasto territorio diverse attività produttive. Stanno proseguendo gli appuntamenti di Monsignor Guido Marini per la celebrazione delle Sante Messe sui luoghi di lavoro. Non cessa l'attenzione del vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini, per il mondo del lavoro. Dopo la Santa Messa dello scorso 20 marzo, in cui venivano convocati in cattedrale tutte le rappresentanze delle aziende operanti nel territorio diocesano, nei giorni scorsi il presule si è recato in visita alla bioindustria di Novi Ligure, allo stabilimento ex Ilva presente e alla storica azienda dolciaria Pernigotti. Un'occasione che, ricordando la sua esperienza da sacerdote nella diocesi di Genova, vuole diventare una tradizione annuale, come ha detto il vescovo più volte nel corso del suo ministero episcopale a Tortona. E restiamo a Tortona per un appuntamento ormai tradizionale. Sono iniziati con il mese di maggio i pellegrinaggi vocazionali nei santuari mariani del territorio diocesano. Sono iniziati sabato scorso i pellegrinaggi vocazionali nei santuari mariani presenti in diocesi di Tortona. Si tratta di un'iniziativa fortemente voluta dal vescovo Monsignor Guido Marini, che ormai è diventata tradizione in diocesi. Sabato scorso i fedeli e il presule si sono recati al santuario di Montespineto per chiedere il dono di vocazioni religiose per intercessione della Beata Vergine Maria nel mese a lei dedicato. Questa settimana invece si terrà il pellegrinaggio al santuario Madonna della Guardia di Tortona. Sabato 20 maggio ci si recherà al santuario della Madonna di Caravaggio per terminare sabato 27 maggio a Voghera al santuario Santa Maria delle Grazie. Noi sappiamo che quando chiediamo con fede il Signore ci ascolta e ci esaudisce, ed è per questo che con tanta fede ci rechiamo in questi santuari belli della nostra diocesi per chiedere al Signore attraverso la intercessione di Maria. Lo facciamo personalmente, lo facciamo insieme, e la preghiera nei santuari diventa un momento forte di una preghiera che però è continua, che incessante sale da questa terra perché il Signore mandi la sua rugiada benefica e renda fertile e fiorita questa terra sua che a volte dal punto di vista vocazionale ci appare un po' arida. Ma siamo fiduciosi, crediamo nell'amore del Signore e quindi siamo certi che Egli ci esaudirà. Terminiamo qui il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa Diocesi Liguri. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.